moram pritisniti, tako, ne, dela. Ja. Dober dan vsem in dobrodošli na dogodku, ki ga prireja Slavistično društvo Trst, Gorica, Videm. Veseli me, da je danes z nami profesorica Marta Ivašič, ki nam bo z izbiro knjig iz tržaških knjižnic prikazala znane in manj znane strani slovenske kulture v Trstu. Lepo pozdravljeni. Naj jo na kratko predstavim. Profesorica Marta Ivašič je dolga leta poučevala zgodovino in filozofijo na znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu, med drugim tudi mene. Njene raziskave, eseji, zapisi in sodelovanja z mediji kažejo na raznovrstno paleto zanimanj in na globoko poznavanje zgodovine v luči razmerja do humanistike, znanosti, ekonomije in družbe. Posebno pozornost posveča dvema kulturno-jezikovnima svetovoma, slovenskemu in italijanskemu, in sicer predvsem posredovanju slovenske kulture in tradicije italijanskim someščanom. Njeno natančno in vztrajno raziskovalno delo razpira nove poti, spodbuja dialog in sodelovanje, upoštevajoč pri tem kulturne razlike, stične točke, pomembne mejnike, procese spreminjanja ter tragične in junaške trenutke, ki so sestavni del naše pretekle in polpretekle zgodovine. Njeno je na primer odkritje verjetno prvega italijanskega prevoda odlomka Cankarjevega Hlapca Jerneja in če naj omenim samo še nedavni zapis v Primorskem dnevniku, bomo videli, da gre tudi ta v smer iskanja intenzivne kulturne interakcije, saj obravnava percepcijo Danteja pri Slovencih, od razsvetljenstva in romantike pa do Capudrovega monumentalnega prevoda Božanske komedije. Danes nas bo v prikazu, osnovanem na zanimivih knjigah, publikacijah in drugih virih, ki ga bo pospremila s fotografijami, popeljala od 14. stoletja pa do današnjih dni. Gre za zanimiv pristop, ki razpira nove možnosti v odnosu do kulturne dediščine in izhajajoč iz lokalnega posreduje svojo vitalnost, kontinuiteto in pomembnost tudi širšemu kulturnemu prostoru, saj ima pretok idej močan in pozitiven vpliv na kreativno energijo in inovativnost. Buongiorno a tutti, sono lieta di darvi il benvenuto a questo evento a cura dell'Associazione degli Slavisti di Trieste, Gorizia, Udine. Un benvenuto speciale alla nostra ospite, la professoressa Marta Ivašič, che oggi ripercorrerà con noi alcuni aspetti noti e meno noti della lingua e della cultura slovena a Trieste, attraverso l'esame di una serie di libri custoditi presso le biblioteche triestine. La professoressa Marta Ivašič è stata per molti anni insegnante di storia e filosofia al liceo scientifico statale Franze Prešeren di Trieste. La sua ricerca, i suoi numerosi scritti e progetti, le collaborazioni con i media denotano una molteplicità di interessi e una profonda comprensione delle diverse realtà storiche e culturali in relazione al loro rapporto con le discipline umanistiche, l'economia, la scienza e la società. In quest'ottica bisogna considerare i suoi scritti che attraverso la conoscenza del nostro territorio e della sua storia promuovono uno scambio interattivo tra la lingua e la cultura slovena e quella italiana, i punti di incontro e di comune interesse, tenendo conto dei processi di cambiamenti, dei momenti importanti, anche tragici ed eroici, e delle differenze presenti. Oltre ad un lavoro da certosino di ricerca, ciò necessita un impegno preciso e costante, aperto a una dimensione più ampia che esplora nuovi percorsi di narrazione storica, anche divulgativa, significativi di una Trieste che trova la sua ricchezza nella diversità e complessità delle culture che la compongono.
È stata sua, per esempio, la scoperta della probabilmente prima traduzione in italiano del famoso racconto dello scrittore sloveno Ivan Cankar, Il servo Jernej ed il suo diritto, rimasta a lungo sconosciuta. Nella direzione di un'intensa interazione culturale va anche un suo scritto di recentissima pubblicazione sulla ricezione di Dante tra gli sloveni. L'itinerario di oggi, accompagnato da fotografie, inizierà nel lontano XIV secolo e ci porterà ai giorni nostri attraverso libri, pubblicazioni ed altre fonti. Si tratta di un approccio interessante sulle opportunità che il patrimonio culturale può fornire, partendo dalle risorse locali per poi dimostrarne la continuità, vitalità e importanza anche in un contesto culturale molto più ampio, con un impatto positivo sulla creatività e sull'innovazione. Zdaj pa predajam besedo naši gosti. Prosim. Hvala lepa za to današnjo priložnost. Bom vrnila predobre besede, s tem, da izven mojega prikaza, ki je v bistvu ena lekcija zgodovine, povem o knjigi, ki je izšla lansko leto z naslovom Sodobne tržaške pesnice, poetese Triestine contemporanee. Avtorica je profesorica in tudi sama pisateljica Vilma Purič. In v tej knjigi so predstavljene tako slovenske kot italijanske sodobne tržaške pesnice, tudi Marija Kocnapfelj. Tako. Zdaj sva si botni, kakor se reče, in bomo začeli. Dogovorjeni smo, da bom poimenovala stvari slovensko, razlagala pa italijansko. C'è un libro che vorrei ricordare prima di iniziare questa mia presentazione, che in realtà è una lezione di storia, ricordando il libro dal titolo Poetese triestine contemporanee, Sodobne tržaške pesnice, uscito l'anno scorso. L'autrice, la professoressa e anche sola autrice Vilma Purič, e in questo libro trovate anche un capitolo dedicato alla poesia di Marija Kocnapfelj. Ecco, allora il sottotitolo è un breve itinerario tra canoni e scelte personali. Canoni, cioè una presentazione, un modo di vedere la storia un po' prestabilito nei suoi passi, e da noi si incontrano per gli sloveni di Trieste sia i canoni elaborati negli ultimi 200 anni, diciamo, nella Slovenia centrale, in particolar modo a Lubiana, ma anche il canone, il modo di vedere la storia e la cultura degli sloveni del litorale, della Primorska, e poi ovviamente della storia di Trieste, in particolare degli sloveni di Trieste. Come succede spesso agli insegnanti, quando suona la campanella e l'ora di lezione è finita, siamo riusciti a fare sì e no metà di quello che pensavamo di fare, per cui quello che vi presenterò sono veramente dei titoli di singoli capitoli per i quali di ognuno potremmo parlare molto a lungo. No. Eccoci. Siamo alla cattedrale di San Giusto, smo pri stolnici Svetega Justa, costruita nella seconda metà del Trecento. Questa foto ci serve solo per ritornare a quel periodo. Ok, Nebonic? No. Ecco. Il professor Paolo Mercù nel 2013 ha pubblicato un corposo volume presentando i nomi di persone e luoghi nei registri medievali del capitolo di San Giusto in Trieste. Un lavoro enorme
è stato pubblicato in lingua italiana nel 2013 dalla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia. Paolo Mercour l'ha detto già lui, che quando ha incontrato in particolare un nome, Sončica, il nome di una ragazza di Servola, morta nel 1395 e della quale si trova il nome nei registri del capitolo di San Giusto, lui ovviamente ha sentito un tuffo al cuore. Devo dire che l'ho sentito anch'io quando ne ho letto. Ecco. Ecco. Sončica, c'è scritto per mortem filie Sončice, deve essere morta da giovane. Come detto, siamo nel 1395. Sončica, sole, la ragazza del sole. Ma noi subito veniamo portati a una delle lezioni di storia della letteratura slovena di scuola, quando si legge anche dei testi epici di tradizione orale, e fra Pegam e Lambergar e tanti altri c'è anche questa canzone che parla di due sorelle, Zarica in Sončica. Sono due sorelle che si trovano inaspettatamente, una sposa al sultano turco, l'altra sposa al re spagnolo. E poi c'è tutta una storia che finisce tragicamente perché la sorella in Spagna, per un motivo che adesso non abbiamo il tempo di presentare, uccide senza sapere che l'altra è sua sorella. Zarica e Sončica. Sončica, la ragazza del sole, Zarica, la ragazza dell'alba. La troviamo spessissimo anche nell'anno 1941, alla fine dell'anno, si trova in un numero della rivista Naš rod, che usciva a Lubiana dal 29 al 44, che è l'erede di una rivista per ragazzi che usciva a Trieste tra il 21 e il 26 e che portava il titolo Novi rod, la nuova generazione, Naš rod, la nostra generazione. Di tutte e due le riviste, ovviamente quella di Trieste nel 26 ha dovuto cessare le proprie pubblicazioni, il redattore era il maestro e scrittore Josip Ribicic, che anche lui ha lasciato Trieste come tanti altri, trasferendosi nel loro regno di Jugoslavia. Nel 1942 è stato arrestato e rinchiuso per molto tempo in diverse carceri in Italia, per cui poi ovviamente nel 1942, dopo l'arresto, non ha potuto più continuare col suo lavoro. Josip Ribicic ha insegnato per molti anni, prima e dopo la Prima Guerra Mondiale, a Trieste. Ecco. Torniamo a San Giusto. C'è la lapide ed il busto del vescovo di Trieste, Enea Silvio Piccolomini, umanista diplomatico alla corte di Vienna, nato a Siena, che è stato nominato dagli Asburgo vescovo di Trieste perché ci tenevano che poi diventasse papa, come fu Papa Pio II, Papeš Pii II. La lapide e il busto sono dell'862, assieme ad altre sulla facciata della cattedrale di San Giusto. Enea Silvio Piccolomini è molto importante nella storia slovena. Intanto perché è stata sua la decisione di fondare a Lubiana una sede vescovile. Prima le sedi vescovili slovene, diciamo, o che inglobavano i territori sloveni, erano tutte ai margini, mentre, compresa quella di Trieste, Capodistria,
L'istituzione del vescovado a Lubiana è stato un passo molto importante per lo sviluppo di quella che oggi è la capitale della Slovenia. È importante anche per tante altre cose che adesso non abbiamo tempo di spiegare, ma lo scrittore triestino, sloveno, il professor Alojz Rebula, ha dedicato alla figura di Enea Silvio Piccolomini e ai suoi anni vissuti a Trieste il romanzo Zeleno izgnanstvo, l'esilio verde, in una traduzione proprio letterale. È uscito nel 1981 in lingua slovena. Alojz Rebula si era molto appassionato a questa figura, ma anche alla Trieste del 400, che in questo romanzo ovviamente rivive attraverso gli anni triestini di Enea Silvio Piccolomini. E siamo vicino alla cattedrale, in via del Castello. Io la tradurrei Ulica o anche Cesta na grad. A metà di questa piccola via, proprio di fronte al ricreatorio comunale, che porta il nome di Enrico Totti, c'è il Palazzo Vescovile che, come si presenta oggi, in una parte è stato proprio offerto alla città da Pietro Bonomo, Peter Bonomo lo chiamiamo noi, appartenente alla più importante delle famose 13 casate triestine. Anche lui grande umanista, diplomatico anche lui alla corte degli Asburgo, anche lui poi vescovo di Trieste. Nel 1523 chiede di poter abbandonare la corte per venire a vivere nella propria città e conta di costruire una vera corte rinascimentale che ovviamente deve avere una biblioteca. Ce l'aveva. Dove sono i libri di questa biblioteca? Non lo sappiamo. C'è qualche ipotesi, ma vediamo. Io spero che un giorno si riesca a capire dove sono andati i libri della biblioteca del Vescovo Bonomo, ma per noi il Vescovo Bonomo è importante perché in questo suo desiderio di costruire una corte rinascimentale voleva anche un buon coro per la cattedrale. E ha saputo di un giovinetto che allora aveva 15-16 anni, che aveva una bellissima voce, e lo invita a Trieste. È Primo Strubar, che allora stava studiando a Salisburgo. Solnograd, in un vecchio modo di dire in sloveno, Salzburg. Allora, si accorge subito Pietro Bonomo che questo ragazzo ha anche altre capacità e gli permette di continuare gli studi a Vienna, però poi Vienna è assediata dai turchi, il Primo Strubar torna a Trieste, siamo nel 29-30, diventa sacerdote e lì in realtà entrano in contatto con la cultura che sta crescendo dei protestanti europei. Primo Strubar ricorda, no, che alla corte del vescovo Bonomo questi giovani sacerdoti leggevano Erasmo da Rotterdam, ma leggevano anche Virgilio in questa chiave umanista, anche ovviamente Erasmo da Rotterdam, però leggevano anche Calvino. E qua si apre una lunga storia, però per noi è importante che Primo Strubar cresce come persona e culturalmente alla corte del vescovo Bonomo, poi torna a Lubiana, ci opera per un periodo, poi anche lui deve scappare, ripara in Germania come tanti altri protestanti, anche se bisogna dire che i protestanti italiani invece ripararono per la gran parte in Svizzera. Con
i protestanti svizzeri, Trubar ha sempre dei contatti epistolari. Ecco, allora come si può sintetizzare questa grandissima opera dei protestanti sloveni guidati da Primož Trubar? A sinistra vedete due piccoli libri, il Catechismus e l'Abecedarium, in lingua slovena. Siamo nel 1550. L'abecedario serviva perché le persone potessero imparare a leggere, da questa idea ovviamente che tutti devono saper leggere per poter leggere in prima persona i testi sacri, anche se hanno bisogno dell'aiuto di chi ne sa di più, ma devono avvicinarsi non solo ai testi sacri, ma anche a Dio senza veri intermediari, senza il clero come intermediario. Allora, sono due piccolissimi libri, però importantissimi. In una edizione un po' successiva dell'Abecedario, sotto la lettera L troviamo anche Ljubljana, e sotto la lettera T troviamo anche Terst. A destra invece la monumentale edizione della Bibbia in traduzione integrale in lingua slovena, curata da Jurij Dalmatin, uno dei grandi allievi di Primož Trubar. Trubar non è riuscito mai a finire gli studi universitari, ma ha fatto in modo che Jurij Dalmatin e anche altri giovani ce la facessero, tra l'altro anche i suoi figli. Primož, adesso mi scappa il nome, come? Non mi ricordo, uno è Primož e l'altro figlio Florian. Sì. Allora, questa monumentale edizione della Bibbia, ovviamente tutti questi testi, come altre decine di testi curate da questo gruppo di protestanti sloveni, gran parte in lingua slovena, ma anche in croato, in serbo, con alfabeti diversi e con grandi contatti e collaborazioni anche con esponenti vicini alla riforma protestante italiani. Cioè, tutti escono, come ho detto, in Germania. Questi che vedete nella foto però non sono le versioni originali, ma sono delle copie in facsimile degli ultimi decenni, più recenti. Queste foto l'ho scattata da questi testi che sono in facsimile, conservati alla Narodna študijska knjižnica di Trieste, alla Biblioteca Slovena degli Studi di Trieste. Così lì si possono vedere, perché gli originali in realtà anche a Trieste si può avere in mano l'originale della Bibbia di Jurij Dalmatin, conservata alla biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste. È molto interessante perché ovviamente è un testo protestante, cioè è la Bibbia, ma nella versione dei protestanti, con a fianco delle brevi spiegazioni, e quelle sono a penna, spesso, come diceva il mio vecchio professore di italiano al liceo, Tomasic, depennati, perché diceva che bisogna dire così, sono depennati con a mano scritta la dottrina che non è in contrasto con la dottrina cattolica. Per cui questo testo evidentemente veniva usato anche dai sacerdoti o dagli studenti dei seminari sloveni, che però dovevano avere una dritta per non capire male le cose. Allora, purtroppo di questo testo conservato al seminario vescovile non sappiamo l'origine, ma dato che sono a mano questi commenti, può darsi che qualcuno riesca attraverso la grafia a ricostruire almeno l'epoca. Non sappiamo purtroppo come è arrivato a Trieste. E questi sono i bambini di pochi anni fa della scuola elementare Primož Trubar di Basovizza.
Molti dei nomi che incontriamo oggi in questa mia lezione sono nomi portati, tra l'altro, sia da circoli culturali, ma anche dalle scuole, anche delle scuole slovene di Trieste. Dietro vediamo Primož Trubar in una rappresentazione di quando fatta da un autore che dal vivo, perché è stata pubblicata quando Primož Trubar era ancora in vita sul frontespizio di una delle sue opere. E ci trasferiamo in un bellissimo luogo che è Gornji Grad, nella Stiria slovena, na Štajerskem. Già alla fine del 400 diventa la sede estiva dei vescovi di Lubiana. Non sarà un caso, se ci andate capirete perché hanno scelto questo bellissimo luogo, che è tra i monti, ma ha un clima piuttosto piacevole anche d'inverno, soprattutto non c'è la nebbia, e questi vescovi lubianesi trascorrevano piuttosto i loro mesi qua e non a Lubiana, dove chi lavorava con loro si arrabbiava perché doveva continuamente fare i viaggi. No? Perché parliamo di lui? Perché tra i vescovi di Lubiana c'è anche Tomáš Hren, come lo chiamiamo noi. Tomáš Hren da solo ha anche latinizzato il suo cognome in Coroneus. Aveva dei possedimenti di famiglia anche a Trieste e da qui quella zona si chiama appunto il Coroneo. Purtroppo sia il carcere ma anche la via e comunque quella zona dove c'erano questi possedimenti che lui ha poi regalato a delle istituzioni ecclesiastiche di Trieste. Ma perché ne parlo? Perché anche a scuola si impara che il vescovo di Lubiana, Tomáš Hren, dalla fine del 500 al 1630, quando morì, è stato sepolto come altri a Gornji Grad, nella chiesa di Gornji Grad. Tomáš Hren è noto come esponente della Controriforma slovena. Sicuramente durante gli anni nei quali lui fu vescovo di Lubiana ci sono stati dei roghi di libri anche nella città di Lubiana, come nello stesso periodo, alla fine del Cinquecento, ci sono stati dei roghi di libri a Duino e a Gradisca. Tra questi libri c'è almeno uno di Primož Trubar, la Cerkovna Ordninga, l'ordinamento della Chiesa, perché Primož Trubar ha pensato che la Chiesa slovena dovesse avere una sua autonomia anche rispetto alla Chiesa luterana tedesca. E questa Cerkovna Ordninga, che trovate più volte pubblicata in altre versioni, è tra i libri più proibiti tra tutti i libri dei protestanti sloveni, perché ovviamente le traduzioni della Bibbia e dei testi sacri non è che si potevano mettere al rogo, questo sì invece, no? Allora Tomáš Hren, che in realtà però ha anche avuto dal Papa il permesso di usare la Bibbia nella sua versione luterana, che in quel momento era l'unica versione in lingua slovena che si conoscesse. Per cui Tomáš Hren ha anche questo merito di aver aiutato a salvare diverse copie di questa Bibbia, che in effetti si trovano in diversi luoghi. Allora, gremo hitro naprej. Ne, dai, ecco, ne, sono znala jaz. Eccoci, nel 2008 c'è stato ovviamente il 500° della nascita di Primož Trubar, no, che è nato nel 1508. Nel 2008 ci sono state grandi iniziative, tra l'altro anche qualche caricatura. E questa caricatura di Primož Trubar, che in sloveno dice, solo un attimo che là non vedo bene, Natanku vem, ku mojim ljubim Slovencem knjigo ponuditi. So con precisione come offrire i libri ai miei cari sloveni.
in una botte di vino. In realtà, l'abbiamo imparato anche a scuola, i libri sloveni dalla Germania venivano contrabbandati nelle regioni slovene nei modi più disparati, tra l'altro anche in botti di vino che nessuno apriva perché pensando che se ci fosse il vino si sarebbe versato. Però qua Bine Rogel, che è l'autore di questa caricatura, penso che volesse dire che il vino agli sloveni piace, se gli offriamo assieme al vino anche i libri, forse riusciamo a convincerli a prendere anche i libri in mano. Ljubi Slovenci dice, no, i miei cari sloveni. Ljubi Slovenci è un modo di rivolgersi agli sloveni che ha scelto lo stesso Primo Strubar in alcuni suoi testi. Ljubi Slovenci, miei cari o anche miei amati sloveni. Il che vuol dire che la parola sloveni non è, come qualcuno ha cercato di convincermi, sorta dopo la Prima Guerra Mondiale, no? È un modo di chiamare il popolo sloveno già da almeno 500 anni. Allora, andiamo veloci dall'illuminismo ai primi del Novecento. Siamo a Trieste, Piazza l'Unità, a sinistra il municipio, subito dietro il palazzo della famiglia Zois, in via delle Procurerie. Eccoci, questo è il portale, è sicuramente della fine del Settecento, quando appunto visse anche Sigismund Zois, ovvero Žiga Zois, grande rappresentante della cultura illuministica slovena. È nato a Trieste nel 1747, ma già da piccolissimo, forse proprio ancora in fasce, la famiglia si trasferisce a Lubiana. È una famiglia di importanti imprenditori, il padre viene dal Bergamasco, la madre invece è Ivana Kapus, una nobile slovena di Lubiana. Questo portale, che ci sono alcuni simili in altre zone della città, è sicuramente della fine del Settecento. Se qualcuno sa o un giorno riesce a sapere cosa sono quelle figure sul fregio sopra il portone, non riusciamo, ho chiesto già a molti, anche il professor Samo Pahor ha cercato di capire cosa fossero, anche per capire se c'è un legame con gli Zois diretto o se invece è qualcosa di diverso. Ovviamente lì a destra c'è una sua rappresentazione, eccoci. No, sì. Gli Zois erano una famiglia di imprenditori, anche Žiga Zois. Io non so se Žiga lo chiamavano anche in famiglia, sicuramente gli amici, e anche noi a scuola lo chiamiamo sempre Žiga Zois. Anche l'Istituto Tecnico Commerciale di Trieste sloveno porta il suo nome. In questo circolo di illuministi sloveni che si raccoglie attorno a Žiga Zois c'è anche Anton Tomaš Linhart, famoso per 2 sue commedie in lingua slovena che allora furono proibite ma che comunque sono anche molto divertenti, ma qui ve lo presento per un altro testo, sia perché almeno agli insegnanti di storia sembra che questo sia il contributo più importante che Anton Tomaš Linhart ha dato alla storia slovena. È un testo scritto in lingua tedesca ed è un saggio sulla storia della Carniola e delle altre regioni degli slavi del sud d'Austria. Esce alla fine del Settecento in 2 tomi, ha un'introduzione che a scuola va benissimo da leggere per presentare ai ragazzi il senso della cultura illuminista, parla di come bisogna trattare la storia e magari anche di perché la storia di un piccolo popolo può essere importante anche per gli altri, perché lui dice che quando si tratta di umanità e di storia degli uomini,
nessuna nazione, nessun popolo, nessuna regione è piccola. È piccola forse numericamente, ma nel suo significato no. Ha scritto questo testo in tedesco proprio perché potessero leggerlo gli altri. Questa foto è stata scattata dall'esemplare custodito alla Biblioteca Civica di Trieste. Dal frontespizio sappiamo anche che l'origine di questo testo proviene dalla biblioteca della società, ovvero del gabinetto di Minerva di Trieste. Come sia arrivato alla biblioteca civica, adesso io non ve lo so dire, comunque è una bella scoperta che questo libro si trovi alla biblioteca civica di Trieste. Nel circolo di Gigazois c'è anche un sacerdote, anche lui d'orientamento, sì, conservatore, ma comunque illuminista, Valentin Vodnik, che tra le altre cose ha scritto anche lui un abecedario per le scuole. E una versione di questo suo abecedario è uscita nel 1846 a Trieste con il titolo Vodnikova Krainska Pismenost, Zamale Šole. Dunque un abecedario per i gradi inferiori delle scuole, per diciamo le piccole scuole in senso per i bambini più piccoli, ed è uscita a Trieste nel 1946. Nello stesso anno esce anche un altro abecedario, sempre a Trieste, sempre per le scuole, con il titolo Abecednik za šole pomestih, velja zvezan pet krajcarjev. Abecedario per le scuole di città, cittadine, c'è anche il prezzo e tutto il resto. E per noi è interessante sapere che questi testi, nella seconda di copertina, hanno un prospetto che spiega che le lettere che prima si scrivevano SH, CH, SH, CH, ZH, adesso non si scrivono più così, ma si scrivono come scriviamo oggi, con la pipa, come diciamo spesso, C, J, Sh. E anche allora la Z, S e Z si scrivono diversamente da come si scrivevano prima. La grafia precedente risale ai tempi di Primo Strubar e porta il nome di Adam Bohoric, che è uno dei grandi collaboratori di Primo Strubar, autore della prima grammatica della lingua slovena, e questa grafia viene chiamata proprio perché Adam Bohoric l'ha presentata in questa sua grammatica, Bohoricica. Mentre Ljudevit Gaj, che è un importante linguista croato, nella prima metà dell'Ottocento propone questa grafia, che è quella che usiamo anche oggi, ispirata al nuovo alfabeto del popolo ceco-boemo, e che per Ljudevit Gaj anche oggi chiamiamo Gajica. Veloci. Allora, sono due disegni di Marco Moro, che era un artista veneziano che ci ha lasciato anche molti disegni dedicati a Trieste. A sinistra sopra la piazza della Borsa ovviamente, ma il Tergesteo. Al Tergesteo nel 1848 viene fondato il Slavjanski Zbor, la prima, da quanto ne sappiamo, associazione slovena e anche di tutti gli altri slavi sorta a Trieste. Ci sarebbero tante cose da dire. Il suo esponente principale, anche il primo presidente, fu Jovan Vezov Koseski, che era il padre, cioè il nonno di Julius Kugi, il padre della madre di Julius Kugi. Invece la seconda rappresentazione è la Piazza Grande, come era prima che venisse ampliata verso il mare. A destra si intravede
la famosa Locanda Grande, dove nel 1861 è stata fondata la prima Slavianska Narodna Čitalnica, la sala di lettura. Siamo nel 1861, subito ne sorgono tantissime in tutta l'area slovena e a Trieste, nei rioni e nei villaggi. Hanno decine di giornali in sloveno, ma anche in croato, in tedesco. È interessante che in italiano un po' meno, no? Perché ormai siamo nel 1861 e i movimenti nazionali cominciano a scontrarsi tra di loro. E la Slavianska Narodna Čitalnica, ne vediamo qui i membri, è una foto, ormai già foto, del 1870, sono i membri della Slavianska Čitalnica, vediamo che sono tutti uomini, in gran parte borghesi. Tra di loro c'era anche, tra i membri della Čitalnica, di questa sala di lettura, c'era anche qualche ricco contadino, agricoltore. Chissà perché, se dici agricoltore sembra più alto, se dici contadino sembra più basso, va bene? Come vedete sono tutti uomini, in realtà le donne potevano sia partecipare agli incontri, alle rappresentazioni, spesso recitavano o facevano o anche cantavano, potevano anche venire tra il pubblico, ma sempre accompagnate da o il padre o il fratello possibilmente maggiore o il marito. Forse non dobbiamo parlare tanto degli altri oggi, perché non è che sia tanto lontana questa nostra storia. Allora, ecco. Alla Biblioteca Civica si trovano anche molti testi di Fran Miklosic, un insigne linguista slavista, prima docente, poi decano e poi anche rettore dell'Università di Vienna. Ha pubblicato molti testi di linguistica, si trovano anche alla Biblioteca Civica di Trieste, sono in lingua tedesca. Lui ha pubblicato anche delle antologie per i ginnasi, antologie di letteratura slovena per i ginnasi in lingua slovena. Anche questi si trovano anche alla Biblioteca Civica di Trieste in originale. Di questi sappiamo da dove vengono, ve lo vediamo subito. Tra i suoi testi io ho scelto questo, che in realtà è solo un capitolo, che però mi sembrava importante. Lui ha studiato molto anche i dialetti legati anche all'emigrazione, come dice lui, Zigeuners Europa, dunque degli zingari d'Europa. Il suo interesse per gli zingari e la loro lingua e i loro dialetti però non deriva da un senso di umana solidarietà o di interesse culturale, ma deriva proprio dai suoi interessi linguistici, perché lui si è occupato molto della teoria delle lingue indoeuropee, cioè di questa grande comunione di tantissime lingue, anche delle lingue dell'Iran, quelle persiche, che fanno tutte parte di questa grande famiglia indoeuropea. E ovviamente per l'Europa si sottolinea sempre, anche a scuola, nelle scuole slovene questo veniva sempre molto sottolineato, in Europa le lingue indoeuropee accomunano le lingue romanze, quelle germaniche e quelle slave. Alla Biblioteca Civica di Trieste c'è anche questa raccolta di poesie di Franz Preschieren, edita nel 1900, è un'edizione di Lubiana, mentre la prima edizione delle poesie di Preschieren, quella del 1846, non si trova a Trieste, sembra qualche originale, sembra almeno. Si trova questa del 1900 e che quella del 1846 è uscita censurata. Preschieren ha pubblicato ugualmente le sue poesie, togliendone qualcune perché non voleva venissero censurate e ha preferito toglierla, per esempio proprio la Sraulica, della quale una strofa
è oggi il testo dell'inno nazionale della Repubblica di Slovenia. Prescire in questa censura della Zarolizza non voleva accettarla, ha preferito toglierla dalla sua raccolta di poesie. E allora nel 1900, quando esce questa raccolta, c'è tutto un dibattito di come fare. Ovviamente metterci anche le cose censurate, ma metterle alla fine, metterle in mezzo, insomma un dibattito interessante. Per noi oggi è più interessante sapere che questo testo, questo esemplare si trova alla Biblioteca Civica, ma proviene dal Ginnasio Tedesco di Trieste. Vedete tutti e due i timbri. Sopra c'è il Kaiserlich Königliche Staatsgymnasium in Trieste. E c'è scritto che è la Lehrerbibliothek, la biblioteca degli insegnanti. Ho chiesto a alcuni colleghi, che anche loro sono in pensione, per cui ogni 2 settimane ci troviamo e uno racconta agli altri di qualche libro che ha letto recentemente. Il nostro gruppo si chiama Libri in pensione. E allora, durante l'ultimo incontro ho proprio chiesto, e sia per l'Oberdan, per il Galilei, per il Carducci, mi hanno detto che loro hanno una sola biblioteca, mentre almeno nella mia scuola, Licei Franzetta Prescerna, le 2 biblioteche sono ancora distinte, quella degli insegnanti e quella per gli studenti. Anche se oggi tutti usano ambedue, quando ho cominciato ad insegnare, sono già tanti anni, però insomma, negli anni 70, oggi c'è un matrimonio, ieri c'era un funerale, siamo di fronte alla chiesa di Sant'Antonio e questa è la vita. Quando io ho cominciato a insegnare, era il 1977, le 2 biblioteche non solo erano molto distinte, ma alcuni autori non dovevano entrare nella biblioteca degli studenti. Nietzsche, alcuni testi di Moravia. Adesso tutti leggono tutto e va bene. Ok, Gremo naprej, che non abbiamo più tanto tempo. No? Sì. Una immagine del Narodni Dom, dove c'era anche poi la sede della Čitalnica, della sala di lettura, con questa grande biblioteca. Siamo nell'allora piazza della caserma, in sloveno Vojaški trg. Un'altra grande biblioteca si trovava in via Madonnina, allora al numero 15 e anche oggi al numero 15, c'era il Delavski dom, che in italiano a volte veniva chiamato le sedi riunite oppure la Camera del Lavoro. Era la sede di tutte le associazioni socialiste triestine, anche quelle slovene, tra le quali come circolo di cultura il Ljudski oder, dunque la tribuna popolare. Questo oder va tradotto con tribuna perché è un termine che veniva usato in Italia nel movimento socialista, non ribalta, non oder nel senso di teatro, ma oder nel senso di tribuna per i dibattiti. Questa sede socialista risale al 1912, ci ha tenuto 2 conferenze delle 7 tenute a Trieste anche lo scrittore Ivan Cankar. Sia il Narodni Dom che il Delavski dom di via Madonnina hanno subito moltissimi attacchi fascisti a partire da 19, e allora questo titolo: Il buio, la resistenza, la lotta, la rinascita. Questa è un'immagine dei giorni successivi al 13 luglio 1920, quando venne incendiato il Narodni Dom, una data, il 13 luglio 1920, che oggi è diventata il simbolo comune, mentre allora, prima della Prima Guerra Mondiale soprattutto, tra socialisti del Delavski dom e i liberali del Narodni Dom non è che ci fosse tutto questo amore
Anzi, andiamo a Pray. Questo è il monumento a Giuseppe Verdi. Il 7 agosto del 1926 un gruppo di fascisti ha per l'ennesima volta attaccato, dopo che era stato già in parte incendiato, il Narodni Dom di San Giovanni, che si trova non lontano dal liceo Prescieren e che speriamo riviva in tempi che abbiano un senso, perché qua gli anni passano e apparentemente non si muove nulla. Comunque un gruppo di fascisti attacca per l'ennesima volta questo luogo, carica su una o più, non sappiamo, carriole, libri, documenti, riviste, scende in città e con grande giubilo li incendia ai piedi del monumento a Verdi. Forse una targa in quel luogo ci sarebbe bene. Le scuole slovene vengono progressivamente, e anche quelle croate, vengono progressivamente chiuse tra il 23 e il 26, perfino la scuola privata di San Giacomo nel 29. Questo riguarda tutto il litorale, tutta l'Istria. E allora l'Edinos di Trieste pubblica un opuscolo, Prvi koraki, i primi passi, con illustrazioni di Milko Bambic, e appunto l'Edinos liberale pubblica questo libretto perché ai bambini possa venire insegnato a leggere e a scrivere in lingua slovena anche nelle famiglie, perché appunto la scuola non c'è più. Un testo simile esce a Gorizia presso la Mohorjeva Družba, che è una casa editrice cattolica, sempre illustrazioni di Milko Bambic, fra l'altro molto diverse da quelle altre. Siamo sempre nel 26 e sono sempre abecedari e testi di lettura perché i bambini possano impararlo o in famiglia o in qualche gruppo che clandestinamente insegna ai bambini a leggere e a scrivere in lingua slovena. Nel 1938, in settembre, quando a Trieste Mussolini dichiara fra l'altro le leggi razziali, che verrà ricordato proprio oggi pomeriggio qua in Piazza Grande, in Piazza Unità d'Italia, esce a Lubiana nel settembre del 1938 il romanzo di Vladimir Bartol Alamut, che è questa fortezza del nord Iran. E c'è un forte dibattito anche negli anni successivi, anche nella nostra epoca, su cosa potesse significare in quel momento un romanzo come quello, perché qualcuno ci ha visto anche un'infatuazione nei riguardi di una forte personalità che riesce a plasmare la vita e proprio la psicologia di molti, soprattutto di molti giovani. Comunque il romanzo Alamut è uscito nel 1989 nella prima edizione in traduzione italiana. Io ho scelto il frontespizio di un'edizione in croato del 2006, ma ci sono state ancora tantissime edizioni in moltissime lingue, ma più dettate dall'attualità di cosa oggi noi ci chiediamo sull'Islam di oggi. Ma in realtà quando Bartol ne scrive non vuole parlarci dell'Islam, vuole parlarci di noi, credo almeno fosse così. E siamo nella lotta partigiana, ci sono le stamperie clandestine o le stamperie, anche le tipografie nelle zone liberate. Le stamperie sono o ciclostili, ah no, scusi, no, va bene perché qua. Una che portava il nome di Tecnica, dunque stamperia Morie, che aveva sede in un periodo in una casa, in una cantina ad Omio,
ma poi ovviamente per ragioni di sicurezza, di vita clandestina si è spostata e per un periodo è stata anche a Gretta e ad Omio per il 1 maggio 1944 hanno pubblicato un libricino di canti partigiani, partisanske pesmi, perché libri e canti tra gli sloveni non mancano mai. Allora, ancora 10 minuti. Un intermezzo per Dante, via, perché ci vuole. Il 14 è appena passato. L'immagine a sinistra è la biblioteca di Pasquale Revoltella, nell'odierno Museo Revoltella qua in Piazza Venezia. Lì lui è morto nel 66, dunque siamo insomma, in questo periodo tra 50. C'è questa ricca biblioteca con questi mobili molto molto preziosi e tutto attorno ci sono raffigurati in legno i busti di 15 uomini illustri. Nel lato principale, in mezzo, dunque nella posizione principale, c'è Omero. Alla sua destra Dante, alla sua sinistra Virgilio. Poi ci sono altri, non sono riuscita a sapere, sicuramente Petrarca, forse anche Tasso e Ariosto, non lo so, non ho idea, penso anche Goethe, perché quasi non potrebbe mancare in questa raccolta internazionale. Pasquale Revoltella non ha libri sloveni e forse si comprende, forse anche no. Allora, nel suo testamento ha dedicato molta attenzione anche agli sloveni che vivevano al Cacciatore, che lui, come altri a Trieste, chiamavano Villici, dove lui aveva la Villa Revoltella, che anche oggi è parco. Lui lì ha stabilito che ogni anno, come era già lunga tradizione, ai Villici doveva venire offerta una sagra, che sarebbe il caso di far rivivere. Visto che lui l'ha finanziata con il suo testamento, potremmo anche farla rivivere. Magari non dedicata ai Villici, ma che i Villici invitano gli altri. E poi ha stabilito anche di finanziare e costituire una scuola per i bambini slovena lì nelle vicinanze, che ha funzionato per qualche anno e poi è stata abolita. Coetaneo di Pasquale Revoltella, nella sua biblioteca sembra non ci siano testi sloveni, o forse uno. Un suo coetaneo, di solo 2 anni più giovane di lui, a Lubiana invece ha costruito una grande biblioteca, Mattia Ciop, maestro, amico di Franze Prescieren e di tanti altri giovani intellettuali sloveni. Mattia Ciop invece ha una biblioteca umanistica, lui era un importante anche linguista, e ci sono anche molti testi di Dante e su Dante, in tedesco, in francese, anche in italiano. Revoltella invece, a parte il busto, sembra che non solo di sloveno, anche di Dante non ci fosse tanto. A destra c'è un'immagine che a me piace molto per come si presenta, poi la storia è anche per me un po' difficile, non spiego perché, chi mi conosce sa già perché. L'autrice di questa raffigurazione Barbara Remez, che era prima a Lubiana e poi nel 1945 con altri emigrati politici è vissuta un periodo in Italia, tra l'altro anche per un breve periodo a Trieste, e poi è espatriata come tanti altri in Argentina, anche come suo cognato, il marito della sorella, Tine de Belliac, che è traduttore di molti canti della Divina Commedia, tra l'altro integralmente dell'Inferno. E a Buenos Aires nel 1959 esce questa sua traduzione dell'Inferno di Dante, ricordando che anche Dante è vissuto ed è morto in esilio,
E lei qui ha rappresentato, questo mi piaceva molto, Paolo e Francesca, ma nel libro c'è scritto Francisca in Paolo, con questa semi-traduzione, metà sì, metà no. Comunque a me sembra bellissimo, ovviamente ricordi di scuola di quando si leggeva questi canti. L'edizione integrale, una nuova edizione integrale, traduzione integrale della Divina Commedia è del professor Andrei Zapuder, che un periodo è stato anche ministro della cultura in Slovenia. E la prima edizione della sua traduzione integrale della Divina Commedia è del 1991. La Divina Commedia è stata tradotta integralmente già 100 anni or sono circa dal teologo e filosofo un attimo che la concentrazione se ne sta andando, subito arrivo. Sì, Jorge de Beutz. Tra l'altro c'è stata una semipolemica proprio recentemente perché qualcuno ha pensato a Trieste di pubblicare in un'edizione adesso nuova questa vecchia traduzione. In realtà la traduzione di Jorge de Beutz è sempre uscita nella rivista cattolica culturale, letteraria Domin Svet e non è mai uscita integralmente come libro, per cui va bene anche questa edizione. Però è vero che se vogliamo oggi leggere per leggere, leggeremo quella di Andrei Zapuder, credo. Ma insomma, un lungo dibattito. Allora, brevi, andare per le biblioteche in presenza e in non didattica a distanza, ma semplicemente attraverso la rete. Allora, un'immagine che ho scoperto alla sezione di storia della Narodna Študijska knjižnica, Odsek za zgodovino, inaspettatamente ho trovato questa immagine. Siamo nel gennaio del 2000, c'è l'inaugurazione della biblioteca del Circolo Culturale Sloveno Ivan Grbec di Servola, così torniamo alla Sončica del 300, e in questa foto ci sono alla nostra sinistra Don Dušan Jakomin, anima non solo di Servola ma di tante altre iniziative, opere culturali, però era un sacerdote, Don Dušan Jakomin. La fisico-nucleare, la cui madre era di Servola, Devan Laurencic, e vedo che non si vede, ma comunque è il poeta Cyril Zobec, che si sono trovati in quel giorno e a me questa immagine piace molto. Gremo? Dei? No, sapevo, un attimo. Eccoci. Lo scrittore Boris Pahor ha donato la sua personale biblioteca al Circolo Culturale, al Circolo Culturale Prosek Kontovel di Prosecco e al Kulturni dom Prosek Kontovel si trova oggi, è aperta al pubblico e qui troviamo lui in questa sua nuova sede della biblioteca. Un giorno sarebbe da chiarire meglio cosa si trova sul tavolo, ma adesso non c'è tempo. Allora, in rete troviamo tra l'altro il portale della Narodna Študijska knjižnica di Trieste e della knjižnica Dušana Černeta, la prima in via San Francesco, la seconda vicino in via Donizetti. Sono due storie che adesso veramente non ho il tempo di presentare e che comunque molti di voi conoscono. Sono due storie diverse, a volte parallele, a volte forse anche contrastanti, che comunque sempre più si incontrano. Hanno delle raccolte in parte diverse. Ci sono due portali, uno è la Digitalna knjižnica Slovenije, la biblioteca digitale di Slovenia. Vi si trovano le riviste slovene, ma in parte anche qualche rivista italiana, qualche tedesca, dal Settecento ai giorni nostri.
per cui una fonte di ricerca incredibile. In questa biblioteca digitale si trovano anche molti libri, soprattutto testi difficilmente reperibili, si trovano anche testi di Primo Struber e tante altre cose. Assolutamente da visitare, all'inizio è un po' difficile, poi si va speditamente nella ricerca. In Italia esiste anche il portale delle biblioteche italiane che porta il nome internetculturale.it. Questo invece ha la sigla DALIB, Digital Library, dalib.si. Cobis invece è il portale che porta tutti i dati sulle biblioteche, in particolar modo i cataloghi digitalizzati delle biblioteche, assolutamente da usare. Vi si trovano ovviamente anche tanti testi in lingua italiana e in altre lingue. Siamo quasi alla fine. Ci sono due grandi iniziative che invitano i lettori in questi nostri anni. Uno è l'iniziativa che è già al 15° anno, Primorzi Beremo. Noi del litorale leggiamo, siamo lettori. A 15 anni, quest'anno appunto, il logo è sempre quello, quest'anno appunto 2021, ogni anno viene presentato un ampio elenco di testi, gran parte di prosa, qualcuno di poesia, e si invitano i lettori a leggere almeno 5 testi di prosa e uno di poesia, e poi si riceve in omaggio un libro in una cerimonia che di solito in autunno si svolge con la presenza di qualcuno degli autori di oggi più in voga o più famosi. Partecipano a questa iniziativa tutte le biblioteche slovene del litorale, dunque quelle di Trieste, Gorizia, e poi quelle di oltreconfine, di Sežana, di Capodistria, di Nova Gorica, di Tolmin, eccetera. La Brajna Značka invece quest'anno compie 60 anni, è un'iniziativa che invita i bambini delle scuole, in particolare delle scuole elementari, a leggere, dove poi anche loro ricevono alla fine dell'anno scolastico un riconoscimento, e questa rappresentazione della Brajna Značka, che è appunto il distintivo di chi ha letto molto, come vedete c'è Pinocchio che invita a leggere, in sloveno Ostržek. E ancora al Narodni dom oggi ha sede la sezione ragazzi della Narodna in študijska knjižnica, oddelek za mlade bralce. Ci sono libri con i quali sono cresciute generazioni di bimbi sloveni in Slovenia e anche da noi. La Muza Copatarica, che è del 1957, di Ela Perozzi, autrice, La Sapramiška di Svetlana Makarovič, che è del 1976. Faccio fatica a non dire qualche parola su Svetlana Makarovič, visto che è al centro di molti fatti più recenti. Maciek Muri, Kajetan Kovič, le illustrazioni sono di Jelka Reichman, la illustrazione, in particolare quella per i libri per ragazzi in Slovenia, ha una grandissima e anche a livello internazionale riconosciuta tradizione. Jelka Reichman è uno dei grandi nomi. Maciek Muri, 1975 in lingua slovena, l'edizione in lingua italiana, Il gatto Muri, è del 2010. Quante cose ancora? Hvala lepa.